Buongiorno a tutti e benvenuti alla Galleria d'Arte Ghetto Eccetera di Venezia. Oggi per la promozione della mostra collettiva Acqua abbiamo in video intervista l'artista Filippo Salvalaggio. Buongiorno. 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 Allora, come prima domanda, vorremmo chiederle quando ha iniziato ad avvicinarsi all'arte della fotografia e che cosa l'ha spinta. Allora, io sono quasi 50 anni che faccio foto alla fine, perché ne ho 60, ma ho cominciato veramente presto. Avevo più o meno 10 anni quando ho incominciato a accompagnare mio fratello, che in quel periodo faceva lo scattino per le partite di basket della Reia. E io lo seguivo, gli tenevo la borsa e poi alla sera, finite le partite, lo aiutavo con la camera oscura perché a quei tempi bisognava stampare fisicamente appunto, la fotografia e portarla in redazione alla sera, quindi era anche per un bambino era molto divertente, pensarlo come lavoro probabilmente era molto stancante. Poi mio fratello si è disinnamorato della fotografia, è passato ad altre cose, invece io ho tenuto e ho messo dei soldi per comprarmi la prima macchina e da lì praticamente non ho mai finito. Ecco. Ok, quindi la sua è un'ispirazione che potremmo dire che arriva dal fratello o ci sono comunque state altre fonti di ispirazione e con fonti intendo maestri o comunque fotografi famosi o anche meno famosi che le hanno un po', l'hanno guidata nel suo cammino? Allora, no, decisamente mio fratello non è stato un'ispirazione perché è stato, diciamo, la leva che poi mi ha fatto incominciare a fare le fotografie. Scusate, però in realtà in quel periodo lì io insomma, ho iniziato a fare foto, diciamo, un po' seriamente per quanto può fare un ragazzino a metà degli anni 70, quindi la cultura pop mi ha influenzato molto in quel periodo. Adesso per quegli anni, anche se non era, faceva anche fotografie, ma non era prettamente un fotografo, Andy Warhol è uno che mi ha colpito molto quegli anni e mi ha influenzato. Poi ho cambiato un po' genere negli anni, passando tante fasi, ho passato anch'io tante fasi e quindi tante influenze diverse. Per esempio, venendo ad adesso, siccome a me piace molto la street photography e è una delle cose che faccio più volentieri, uno dei fotografi che più mi influenza in questo momento, anche se in realtà poi può darsi che si veda meno nelle mie foto, è Alan Schaller, è un fotografo britannico che usa solo il bianco e nero, usa solo il 24 mm, solo la Leica, è uno molto rigido nelle sue foto, ha il suo protocollo, diciamo, molto rigido, però fa delle foto molto interessanti. È un fotografo molto notevole perché ha la capacità di riprodurre senza fronzoli, però foto molto significative. E a me piace. Probabilmente nelle mie foto non si vede, ma è uno molto bravo. Un altro molto interessante è Bruce Gilden, che è un fotografo newyorkese molto diverso da lui, è uno violento che schiaffa la macchina fotografica in faccia alle persone e fotografa la reazione che hanno. È considerato un po' un pazzoide, è uno della Magnum, una delle agenzie più famose al mondo. No? E l'ultimo direi, no, ultimo nel senso che non si può non citarlo, è Henri Cartier-Bresson perché è quello che ha influenzato tutti, insomma è il primo, è quello che ha stabilito le regole, è quello che ha detto le tue prime 10.000 fotografie fanno schifo. No? Adesso si dovrebbe dire il primo milione perché lui ha fatto il ragionamento con le pellicole, adesso lo si fa col digitale, si è molto più veloci e quindi... Però il concetto è che non si nasce fotografi, non c'è un talento innato. Più scatti, più migliori e più le tue foto saranno belle, quindi la pratica è essenziale. Questo è un insegnamento che credo valga veramente per tutti. Grazie per questo, questo cenno e sicuramente il nostro pubblico sarà molto incuriosito e andrà a cercare le figure di cui lei ha parlato, magari non per ritrovarne nelle sue foto, ma in generale. E l'ultima domanda invece che le faccio, che è poi quella, una di quelle che ci chiedono più spesso quando vengono in galleria, è un cenno a proposito della sua tecnica. Chiaro che per un fotografo è leggermente diverso rispetto a un pittore parlare della propria tecnica, però lei ha qualcosina da raccontarci, insomma, per farci capire meglio un po' le sue foto? Allora, diciamo che con quello che hai detto mi hai tagliato il cappello della mia risposta, perché è vero, effettivamente il fotografo ha dei mezzi Ups. inferiori rispetto al pittore, però in realtà non è, cioè quando tu sei poi dentro queste cose qua non è così vero.
Per esempio, quando c'era la pellicola, siccome io appunto sono un boomer, sono nato con la pellicola, si dice che adesso col digitale sia molto più facile perché ci sono molti più mezzi. In realtà anche con la pellicola si poteva intervenire moltissimo in camera oscura, anche in fase di sviluppo della pellicola, insomma c'erano tantissime tecniche che aiutavano. Però diciamo che dal mio punto di vista personale il passaggio dalla pellicola al digitale è stato abbastanza difficile perché all'inizio il digitale era inferiore alla pellicola come qualità e quindi c'era una continua ricerca di materiali, di obiettivi, di corpi, di sensori diversi per provare a vedere e di trovare qualcosa di meglio. Alla fine, quando si matura un po', ci si rende conto che la differenza la fa il manico, come si dice, no? Quindi si può cambiare 100 macchine fotografiche, ma se tu non hai un'idea in testa, non hai un progetto, non stai concludendo nulla. Di conseguenza ci si concentra più sullo scatto e meno sul corredo. Alla fine io, per esempio, tanto per dare un esempio più pratico, non sono uno che usa solo un obiettivo come parlavamo prima di Charles, che usa solo il 24. Tendo a usare di più i grandangolari perché la fotografia di street è prettamente grandangolare, ma non solo. Però se devo fare dei ritratti ovviamente uso medio tele e non sono un talebano, ma cerco di adattare il corredo e quindi la tecnica di conseguenza, perché poi alla fine non è che stiamo parlando di aperture di diaframmi e di tempi, la gente non credo che interessi quello, anche perché poi sono cose molto soggettive in realtà, potremmo aprire un discorso enorme ma non vale la pena. Cerco di adattare il corredo all'immagine, al soggetto che voglio fare, quindi penso a quello che voglio ottenere più che a cosa portarmi dietro. Certo, ripeto, se devo fare la fotografia di ritratto non mi porterò via il 17 mm che deforma le facce e fa venire un naso più grande del mio, però in realtà bisogna anche imporsi dei limiti, come faceva appunto Schaller, quindi cercare di fotografare con un corredo più ridotto, ma ragionare sulle foto. Ecco, questo è il succo. Perfetto, la ringrazio tanto per queste risposte e niente, la mostra è visitabile in Campo del Ghetto dal 13 febbraio fino al 4 marzo, sarà visitabile appunto sia fisicamente che online per sempre sul nostro sito. Vi aspettiamo, grazie ancora a Filippo Salvaraggio e a presto. Grazie a voi.